Il terremoto fa paura, difficile riuscire a dire quando il sisma finirà. 21 scosse in 24 ore, ieri un altro colpo che si è propagato da Valdobbiadene al Feltrino. Il coordinatore della rete dei sismografi Bragato, la pedemontana è un susseguirsi di faglie, nuove scosse di terremoto nelle viscere del monte Cesen e di nuovo in strada i residenti di Miane, Valdobbiadene, della Val del Piave fino a Feltre e da qui a Lentiai. Una botta da 3,5 di magnitudo avvertita fino ai piani alti di Treviso da una parte e di Borgo Valbelluna dall'altra. L'esperto parla chiaro, eventi imprevedibili, non sappiamo quando finiranno. Firma l'articolo Francesco Dalmas. Siamo in prima pagina del Corriere delle Alpi. Cominciamo così la rassegna stampa di giovedì 30 settembre, rassegna stampa di Radio Piave in Blu condotta da Luigi Guglielmi, che vi saluta, vi augura fin da subito una buona giornata, anche se purtroppo dobbiamo iniziare con questo titolo un po' inquietante. Vi mostro subito la pagina del Gazzettino, che è la 10 del nazionale, dell'edizione nazionale, che sta su questo stesso argomento. La pedemontana trema con 21 scosse in 40 ore, 24 diceva il Corriere, penso abbia ragione il Gazzettino. Una serie di terremoti nell'Alta Marca trevigiana ha portato la gente in strada. La zona a rischio sismico 1 è il rischio sismico più alto. Sappiamo che questa cosa ci riguarda direttamente. Il doppio fronte delle Prealpi è in questa fascia di rischio molto elevato. Si è mossa la faglia da Bassano a Valdobbiadene. Ovviamente questo titolo, questa pagina viene richiamata nella prima pagina del Nazionale del Gazzettino. Eccola qui, vedete, paura nella Marca, 21 scosse in 40 ore e c'è la foto sempre significativa di un sismografo Treviso. Le più forti sono state di magnitudo 3,7. Perché si sente così forte anche qui in provincia di Belluno? È presto detto, perché terremoto non guarda i confini della politici amministrativi, ma guarda ma lo sentiamo in base alle distanze geografiche in linea d'aria. Feltre, dove ieri la scossa è stata sentita forte nella città di Feltre, bene, Feltre è a soli 12 km dall'epicentro della scossa forte di ieri. 12 km è pochissimo, quindi capite che le scosse si sentono forte anche in provincia di Belluno e la paura quindi c'è. Ecco, andiamo a vedere qualcosa dell'articolo del Corriere delle Alpi, a firma appunto di Francesco Dalmas, che si occupa di questo tema. Dunque, eccolo qui, la terra trema ancora, magnitudo 3,5, uno sciame da 21 scosse in sole 24 ore, ripeto, credo che sia di più. Ieri pomeriggio l'evento più forte tra Miane e Valdobbiadene. Calma, l'evento più forte di quelli dello sciame, diciamo, perché la scossa dell'altra notte era stata ancora più forte di così, ma insomma siamo sul forte, insomma era stata 3,7, mi sbaglio, qualcuno dice 3,6, insomma siamo a quei livelli lì. C'è una tabellina, avviso soprattutto gli amici della radio perché gli altri ci vedono, ci state guardando su Facebook e su YouTube, quindi la vedete, c'è una tabellina con gli eventi di maggiore rilevanza che ci sono stati in questo periodo e la profondità, la longitudine e latitudine, ripercorrendo dalle 2,45 dell'altra notte 3,4, 3,4, 3,6, 2, 2,7, 2, 2,5, 3,6. Queste sono state le scosse sopra i 2 gradi di magnitudo che sono state le più sensibili. Nuove scosse di terremoto nelle viscere del Monte Cesen, dice Francesco Dalmas, e di nuovo in strada. I residenti di Miane, Valdobbiadene, della Valle del Piave fino a Feltre, da qui a Lentiai, una botta da 3,5 di magnitudo avvertita fino ai piani alti di Treviso da una parte e di Borgo Valbelluna dall'altra. Grande paura lassù in montagna. A Malga Fossazza, a Malga Mariec, nei ristori di Pianezze, al rifugio Rosa Puner, ma soprattutto lungo la pedemontana, sia trevigiana che bellunese, perché si riteneva che dopo le 6 vibrazioni dell'alba di martedì l'orco si fosse placato. Invece di scosse rilevate dai sensori dell'OGS, scusate, ce ne sono state ben 21, tra le quali una alle 21:13 di martedì, la più importante ieri alle 16:20 e poi una seconda alle 18:10 di 1,6. Più di un centinaio invece le microscosse sotto magnitudo 1 difficilmente rilevabili. Dunque su questo
ci tiene informati a noi giornalisti l'assessore regionale Bottacin, che qui anche viene citato, l'assessore alla protezione civile, perché mette sul profilo social, ma anche a noi giornalisti nella chat che abbiamo con lui sulle attività della protezione civile, ci mette le comunicazioni ufficiali che gli arrivano dall'OGS, che è questo organismo di rilevazione sismica su cui il Veneto si appoggia, e l'OGS ha messo dei rilevatori anche nelle zone nostre, della nostra provincia, insomma dei rilevatori mobili, per questo sono in grado di informarci in modo così preciso anche sul numero delle scosse che ufficialmente sui siti ufficiali, anche quello dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, risultano in numero minore, mentre questo OGS le sta prendendo tutte. Insomma, vi leggo l'ultimo paragrafo. Dalle sedi di Marghera e di Udine i sismologi dell'OGS spiegano che a ieri sera sono stati individuati e localizzati 21 terremoti di magnitudo compresa tra 0,1 e 3,7. È stato possibile intercettarli e in qualche misura studiarli grazie al monitoraggio delle 4 stazioni sismiche temporanee, queste che vi dicevo prima, installate nel pomeriggio di martedì a Miane, Quero, Feltre e Lentiai, quindi comune di Borgo Valbelluna, con la collaborazione delle amministrazioni comunali e delle associazioni di volontari di protezione civile. I sismogrammi delle stazioni di Miane e Lentiai sono quelli che trasmettono direttamente a Udine e Marghera le rilevazioni che fanno. In questo modo gli esperti dell'OGS possono approfondire l'analisi dei vari dati, soprattutto quelli relativi agli epicentri, per capire se si tratta di vibrazioni in esaurimento o di volta in volta di un vero e proprio sisma. C'è chi questa notte ha deciso di dormire in auto, tanta è stata la paura avvertita ieri. L'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che vive a Miane, tranquillizza, anche se invita i concittadini ad informarsi sui piani comunali della protezione civile, in particolare sulle aree da raggiungere in caso di terremoto. E noi ricordiamo che è importante comunque avere delle precauzioni in casa propria. Gli armadi andrebbero ancorati al muro, basta mettere una vite al muro con un buon tassello e una banda, qualcosa che tenga fermo un armadio, che in caso di scossa forte non ci cada addosso magari mentre stiamo cercando di fuggire. Così come non bisogna che ci siano ostacoli, il pericolo è soprattutto di notte, non dovrebbero esserci cose che possono cadere in alto perché ci possono colpire. Ecco, sono precauzioni di poco conto, sembra, ma poi sono quelle che in caso di terremoto forte creano veramente problemi di salute. L'altro titolo su questo: posizionati 4 sismografi a Quero, Feltre, Lentiai e Miane, se volete approfondire. Dante Damin firma. E poi il taglio basso, che a me verrebbe voglia di leggervi, ma non abbiamo il tempo, e comunque insomma ve lo sto segnalando. Il discorso è sempre il solito: noi qui vi diamo degli spunti su quello che c'è sui giornali, però poi l'auspicio è che i giornali, voi che ci ascoltate, noi tutti li acquistiamo, perché noi giornalisti possiamo farvi questo lavoro solo se ci sostenete acquistando i nostri giornali. Quindi da questa pagina 15 del Corriere delle Alpi vi segnalo l'altro titolo in taglio basso: difficile stabilire quando finirà, ma per la pedemontana è la norma. Parla Pierluigi Bragato, coordinatore della rete veneta di sismografi. I botti fanno paura, ma solo verso magnitudo 5 c'è da temere, e appunto siamo ampiamente sotto. Ecco, quindi con queste intensità non dovrebbero esserci neanche danni alle cose. È più facile che ci sia danni alle persone se magari fuggendo scivoliamo sulle scale o inciampiamo in qualcosa, capite? Per questo vi dicevo, stiamo attenti a questi aspetti. Dunque, in prima pagina del Corriere delle Alpi, dopo lo vediamo, c'è un'importante notizia sui fondi Letta che riguardano i comuni di confine, ma sulla fascia verso il Friuli. E la pagina di approfondimento, già che ci siamo, ve la mostro subito, dopo andiamo in prima, è la pagina 16 del Corriere delle Alpi. Vedete il titolo: Fondo Letta, 13 milioni ai comuni, il Cadore con quei soldi farà la ciclabile del lago. Ci si pensa da tanto tempo, ma mancano i soldi. È un'opera proprio sovracomunale che potrebbe garantire un richiamo turistico, perché sappiamo quanto il cicloturismo sia apprezzabile. Comunque per i comuni del centro Cadore, che già hanno presenze turistiche, avere la possibilità di offrire
offrire questa passeggiata e biciclettata lunga molti chilometri attorno al lago, dopo gli esperimenti sul lago di Garda, che si è visto che attirano tantissima gente. Insomma, un conto è il lago di Garda, d'accordo, un conto è il lago di Centro Cadore, specialmente quando è mezzo vuoto come in questi giorni, non è che sia un grandissimo spettacolo da vedere passandoci vicino in bici, però diciamo che può essere un'attrattiva importante. Ecco, sono opere così grosse che è difficile, se non ci si mette lo Stato o la Regione, che si possa pensare a vedere realizzate, ma adesso cambia tutto con questi fondi. Aperto il bando per i progetti 2021, dice l'articolo a firma della collega Alessia Forzin. Ciao Alessia. Longarone sistemerà Piazza 9 Ottobre per il 60° del Vajont. Allora io vi leggo qui i 4 punti che il Corriere evidenzia. Il fondo Letta serve per valorizzare e promuovere le aree territoriali svantaggiate che confinano con le regioni a statuto speciale. Corrisponde un po' al fondo Brancher, che poi è diventato fondo Odi, che poi è diventato fondo per i comuni di confine, che è quello che riguarda i comuni bellunesi e non solo, anche del resto del Veneto e della Lombardia, che confinano con il Trentino Alto Adige. Quindi da una parte fondo Brancher, diciamo, da questa fondo Letta. I numeri: per il 2021 la disponibilità del fondo Letta è di 22.559.926 euro. Ai comuni confinanti con il Friuli Venezia Giulia aspettano 12.991.957,45 euro, cioè il 57,5% delle risorse. Vediamo quali sono i comuni interessati. Beneficiano del fondo Letta 27 comuni delle province di Belluno, Treviso e Venezia. Nel bellunese sono i comuni di Alpago, Chies, Domegge, Longarone, Lorenzago, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, Santo Stefano, Soverzene, Tambre e Vigo di Cadore. Le risorse: ogni comune può presentare progetti per un massimo di 463.284 euro. Il comune di Longarone, a seguito della fusione con Castellavazzo, riceverà il doppio, il massimo di 926.568 euro, un bel milione di euro che alle casse comunali non dà fastidio di sicuro. Il titoletto: il Cadore guarda avanti, il futuro si costruisce con progetti di area vasta, dice l'articolo. Ne sono convinti i sindaci dell'Unione Montana Centro Cadore, che da tempo avevano deciso di destinare una quota del fondo Letta a loro destinato ad un progetto di ampio respiro, la ciclabile attorno al lago, come vi dicevo prima, no? Percorso turistico destinato ad escursionisti e ciclisti per promuovere il territorio. Il costo si aggira tra i 6 e i 10 milioni di euro, perché ci sono alcune infrastrutture da costruire. Abbiamo uno studio di fattibilità, spiega il presidente dell'Unione Montana Pierluigi Svalutoferro. Nelle prossime settimane dovremo confrontarci fra sindaci per capire se anche Vigo è della partita. L'opera, continua Svalutoferro, è molto sentita dalla popolazione, diventerebbe un volano turistico eccezionale. Certo, poi bisognerà fare in modo che il lago sia tale, cioè che sia un lago, e non uno scrigno di fango come accade in questi giorni, puntualizza Svaluto, che in questi anni ha messo a frutto le risorse destinate ai comuni di confine, per esempio realizzando il Parco Avventura a Caralte. Abbiamo cominciato a lavorare assieme, sono molto contento che arrivino queste risorse, aggiunge il sindaco di Pieve Giuseppe Casagrande. Lo sarò ancora di più quando riusciremo a spenderle per un'opera che porterà beneficio a tutti. Solo lavorando insieme potremo dare un futuro ai nostri territori e alla nostra provincia. E poi c'è il paragrafo dedicato a Longarone, l'altro paragrafo riguarda, più tecnico, riguarda gli interventi che sono finanziabili. Va bene? Allora, dopo avervi detto tutto questo, finalmente vengo alla prima del Corriere delle Alpi per vedere come sono stati impaginati alcuni di questi temi, anche che già vi ho detto, di cui già vi ho detto. Difficile riuscire a dire quando il sisma finirà, appunto, è il lancio sul terremoto. Ecco, 13 milioni, il Cadore farà la ciclabile attorno al lago, come abbiamo detto. E poi continua l'approfondimento molto bello del Corriere sul legname, sui problemi legati a Vaia, sulle risorse che anche Vaia di fatto rappresenta, no? Sulla risorsa che anche Vaia, il legno, rappresenta e che noi non sappiamo sfruttare. Il Consorzio del Legno promuove le quotazioni, i prezzi ora sono equi. Poi i movimenti a Belluno politici, il centrodestra apre alle civiche fronte largo per vincere.
Gidoni ottimista sull'alleanza, Scopel apre al dialogo, ma De Carlo avvisa prima dei nomi viene il programma. Al pago al voto si anima la corsa tra gli sfidanti, turismo e strade, campo di scontro, qui se volete vedere poi trovate l'approfondimento, ciclismo, Giro d'Italia 2022, possibile arrivo sul passo Fedaia. A maggio la Marmolada era saltata per il meteo, stavolta potrebbe essere l'arrivo della penultima tappa di sabato 28 maggio, quella che deciderà il Giro d'Italia. Prende forma l'arrivo sul Fedaia, una delle salite che ha fatto grande la corsa rosa, sarebbe importante per la nostra provincia, tanto più vista la delusione dello scorso anno. E poi altri titoli: Elisoccorso decolla il volo notturno con base a Treviso, sci fuga in avanti di Leitner sul collegamento Tofane-Sella, un sibillino intervento di Leitner, sapete il costruttore di funivie, sul collegamento tra Cinque Torri e Sella Ronda, scatena perplessità e polemiche. De Rosa che approfondisce. Mi sono tenuto per ultimo la descrizione della fotografia di prima pagina, il questore di Belluno: usciremo dal Covid grazie alla scienza. È stato un anno difficile, molti di noi si sono ammalati e anch'io ho avuto paura. Nel giorno di San Michele, che è il patrono della polizia, il questore Liliana Fredella racconta la sua esperienza con il Covid. Ecco, questo usciremo dal Covid grazie alla scienza è un'affermazione importante. Ieri, a proposito di scienza e di Covid e di vaccini a mRNA, l'RNA messaggero, ieri c'era un bell'articolo, una bella intervista sull'Avvenire, che ho condiviso anche sul mio profilo social, dico la verità, sul fatto che questi vaccini mRNA erano studiati, la scienza li stava sviluppando in previsione di vaccinarci contro i tumori. Si è visto che la base funzionava, la ricerca sui tumori deve ancora procedere, ma erano subito applicabili per il Covid, è stata fatta una virata e si è approntato questo vaccino incredibile che è il vaccino Pfizer e il vaccino Moderna, che ci sta difendendo da questa pandemia in cui sennò saremmo immersi e avremmo un sacco di morti. Ieri l'Istat diceva che nel Veneto ci stiamo salvando 300 morti al mese grazie alle vaccinazioni. Pensate un po', 300 morti al mese. Bene, questi vaccini adesso si ricomincia con la ricerca contro i tumori e ci sono già i primi segnali positivi e sono soprattutto nei confronti dei melanomi. Pensate un po' che notizie importanti. Allora, in questa prima pagina non ci sono riferimenti, ma noi andiamo a cercarli subito nella prima pagina di Belluno, eccolo qua, alla vicenda dell'ACC. Qui c'è un titolo importante, poi passo al Gazzettino, ma volevo leggervelo. L'apertura della sezione di Belluno è così: ACC servono almeno 5 milioni, non i 2 milioni di cui si parla al Ministero, per non pregiudicare il futuro. Tra oggi e domani, attesa la risposta da parte del governo e la convocazione di un nuovo tavolo, c'è il rischio che la fabbrica si indebolisca e sia svenduta con i relativi danni per l'occupazione. La foto è dedicata a Maurizio Castro, il commissario straordinario di ACC. Dietro l'angolo c'è il colosso Nidec che potrebbe acquistare a prezzo di saldo. Questo è l'approfondimento, anche questo firmato da Francesco Dalmas, che è attivissimo. Bravo Francesco, un saluto anche a te da Belluno. I sindacati: se la risposta romana sarà insufficiente scenderemo in piazza. Capite bene che la questione è abbastanza rilevante, perché se lo Stato è disposto a mettere 2 milioni ma ne servono 5, insomma non è una cosa così semplice. Vi dico della prima pagina del Gazzettino di Belluno, titoli principali: studentesse adescate su Instagram, un anonimo ha contattato alcune ragazze dell'Anievo, ha scambiato messaggi e si è fatto mandare foto di nudo. Il primo allarme è partito dalla preside per tutelare le vittime, la polizia postale non esclude che siano coinvolte altre scuole. L'articolo è a firma di Davide Piol. Borgo Valbelluna, spariti 168.000 euro dal conto di un pensionato. Valbelluna e Feltrino, altro giorno di scosse e abbiamo visto. Teatro Comunale, la capienza resta al 50%, terza dose, primi vaccini ad Agordo. Longa Alpina, scontro frontale con il giudice sportivo, ma la foto centrale è bella, carina, ve la descrivo. C'è una suora che
e dopo il sottotitolo si spiega chi è, Feltre Alessandra Cantaluppi insegna al Canossiano, la professoressa è diventata suora. L'abbraccio tra l'allora novizia canossiana Alessandra Cantaluppi, è quello che si vede nella foto, e don Roberto Malcesini, il prete comasco ucciso da un uomo che stava aiutando. Ora Cantaluppi, professoressa di lettere, domenica ha preso i voti solenni, ritornando poi in cattedra a Feltre, quindi questa suora, questa nuova suora che da professoressa è diventata suora e poi continua a fare la professoressa. Dunque, con questa simpatica fotografia io chiudo la rassegna stampa di oggi, giovedì 30 settembre. Vi ringrazio tutti per la vostra attenzione, vi auguro una giornata, incrociamo le dita per il terremoto, speriamo veramente che sia finita qui e che lo sciame sismico non ci riservi altre sorprese. Allora, grazie, ciao, buona giornata.